Buonasera a tutti e benchiatas a Novis. Inquintri che stamattina tra il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, il vicepresidente regionale Riccardi e i sindics dal territorio dall'ex provincia furlane per scominciare finì lis linis guidis pal CET dai dispatriati in fuide de Ucraine. L'inquintri, alla sclarito il prefetto, è servita a domandare una lista di immobili a disposizione dai singoli comuni tra albergs, chiasis e appartamenti per destinare alla CET des fameis ucrainis. Più di 600 intanto tra Cocao e Fernetti passaggi, ma la più parte dai dispatriati è diretta in altri paesi europei. E Confindustrie Udin bute l'allarme sulle conseguenze che la nostra regione patiscerà per guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia. L'Ucraina è il primo compagno commerciale per importazioni, la Russia è il terzo, fa in savè da Palazzo Toriani. In un momento di crisi, che sta altri elementi al va pericolo di pregiudicare le riprese economiche. E il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha firmato una dichiarazione d'utunque i principi cittadini delle città Gimuladis di Esslingen, Mamnecker in Germania e Vienna in Francia, quindi la guerra in Ucraina. Sentiamo. Sì, anche voi ho fatto un appello insieme ai sindaci di Esslingen e di Vienna, e sono due città, una francese e una tedesca, gemellate col comune di Udine. Un appello mandato alle ambassade di Russia per domandare che fermino la guerra nei confronti dell'Ucraina. Ossia, un lavoro motivato a sensibilizzare tutta l'opinione pubblica, ma soprattutto i sovrastanze, che fermi queste guerre nei confronti di un popolo e soprattutto di un Stato che ha i suoi diritti, la sua dignità, e ho protestato quindi l'aggressione delle bande in pratica dei truppi russi nei confronti dell'Ucraina. Ho anche preparato l'accoglienza perché arriverà anche in Friuli, in particolare nella città di Udine. Ho 6 appartamenti messi a disposizione e un albergo per ospitare in caso di emergenza le persone che domandino aiutori. Secondo anniversario della pandemia Covid in regione, il 29 di febbraio del 2020 al veniva scoperto il primo caso in Friuli Venezia Giulia, un uomo di 50 anni appena arrivato di Treviso. Mi visi benissimo che al momento l'ha contato il sindaco del capitale Lusince, Rodolfo Ziberna, e gli telefonati con il direttore di Asugi e il vicepresidente Riccardi. Il monte è cambiato dal tutto dopo che di. E sono 6 le vittime dal Covid in regione nelle ultime 24 ore, tra che il più giovane è un uomo di 69 anni di Gurizia. Sono 609 i news positivi al virus, scoperti a fronte di 4.226 tamponi molecolari e 9.036 test svelti. 15 pazienti ricoverati in terapia intensiva e 190 voti invece le persone in che altri reparti. Confronto a Pordenone in prefettura tra le aziende sanitarie del Friuli Occidentale e i sindacati dalla sanità dopo le dimissioni da parte del personale di pronto soccorso e aris di emergenze. Arresti in divergenze forti sul futuro delle aziende, nessun passo in denante alle state fatte per un accordo di siglis sindacali, non esclude nuove mobilitazioni e fin un sciopero. Il dì dopo la revoca dai arresti domiciliari al fevele Stefano Comand, che è il legale da dirigente della questura di Udine Giovanni Belmonte. L'identificazione è stata fatta con una fotografie alla dit Comand, ma è bastata la realtà dei fatti per far capire che Belmonte non c'entrava in nulla. A Bologna lui non è mai stato, tan manco l'indagisi incriminati e dopo il riconoscimento alle basato su un tatuaggio che il dirigente annullò.
In di Science, Udin alla perduta più di 120 bottiglie. Sale che sia il risultato dell'indagine di Confcommercio che segnala che a partire massimi al di stati il centro storico dove che tra attività svierti se sceradis in di Science e sono spariti su una settantine. No covente campagna elettorale Cumò ha commentato il presidente mandamentale Giuseppe Pavan, ma azioni strutturali per noi impuari la città dure le risposte dal sindaco di Udine Pietro Fontanini, battute furlu che non fa in campagna elettorale, ma faz concrets alla dit. Anche a parte inviamente vuoi a Udine una serie di lavori di asfaltatori in diversi vis cittadini. Sintigni le vice sindaco Loris Michelini. Abbiamo consegnato i lavori per asfaltare un tratto di via Martignà, dopo che la via una settimana, e dopo di lì in via de Ferrieris e ho fatto anche un tocco di Piazza Alcella, quindi via de Ferrieris dopo si collegherà con via Roponita con un'altre opere. Dopo di lì in via Preclus che finite le feste ho fatto un po' di allacciamenti sfognari e ho a fare completamente l'asfalto perché lei è in condizioni veramente brutte. Quindi un altro tocco, un po' alla volta si arriverà a finire per mandare 3/4 dei lavori che avevo programmati. E Restina Udin che si trasformerà in un set cinematografico per una nuova serie televisiva, una delle iniziative per rilanciare il turismo in città. Nell'ambito delle iniziative per far conoscere Udine e il Friuli fuori dai confini regionali, che stanno, grazie anche al supporto della regione, venirà girata tutta una serie di riprese che riguarderanno la città di Udine ma anche il territorio regionale, quindi anche le nostre località di montagna, Tarvisio, piuttosto di Sapade, che serie televisive che è ispirata al romanzo di Ilaria Tutti, Fiori sopra l'inferno, e che sarà appunto dopo mandate in prime serate sulla Rai Nazionale, un modo per far conoscere la bella città di Udine nei nostri territori e senz'altro una bella vetrina promozionale per tutte le nostre realtà. Dopo sempre per rilanciare anche il commercio che naturalmente purtroppo in quel momento ha vissuto non sempre una situazione particolarmente favorevole. Ho visto tutti insieme tutta una serie di iniziative per il Doi di Loi, che è la giornata che tacca i salz, piedi di scontri. Ecco, quindi sarà il concerto del risveglio in Piazza Libertà con dei giovani artisti che suoneranno il piano come soprattutto molto anche per farvi conoscere, ma soprattutto un bellissimo appuntamento per i cittadini di Udine e per i turisti. Ma soprattutto torneranno i grandi concerti, perché in Chistiela a Udine è previsto un concerto di un grandissimo artista, che è un artista conosciuto a livello nazionale e internazionale, perché è appena poter anticipare anche il nome, ma insomma è alle reduce di Sanremo e quindi senz'altro sarà un grande momento spettacolare e che ci auguriamo che può dare una mano al rilancio dei consumi. E per usgnot alle dutte, nuovi saltone domani, sempre a Snufman col vince. Mandi, buone serate.